Allora, innanzitutto mi scuso per questi 5 minuti di ritardo, ma siamo alle prime armi e quindi spero che capirete. Questo è il secondo mercoledì del Consorzio Castelli, dedicato all'iniziativa, a due iniziative, che è quella di Alberto Candolini, biologo ambientale, e di Manuele Vidi, che è l'autore del volume Andar per Castelli in Friuli, 20 itinerari e percorsi in bici, e con la presenza, edito da Gaspari Editore, abbiamo qui con noi Paolo Gaspari. L'idea è partita di scegliere questa tematica perché dopo il lockdown ci siamo resi conto che tutti volevano andare all'aria aperta e muoversi finalmente, e quindi abbiamo scelto queste due iniziative che io direi riguardano un'attività motoria applicata. Vi spiego cosa intendo. Noi vediamo spesso tantissimi ciclisti che corrono in giro per la regione sulle strade, ma apparentemente corrono senza una meta. Vediamo anche molta gente, io vedo gente che corre nei boschi, in salita e in discesa, corrono sempre, e anche questi non hanno una meta precisa se non quella di dissipare energia, no? E la cosa più interessante è che si può combinare un'attività fisica motoria scegliendo una meta, cioè facendo un connubio tra attività sportiva e cultura. Questo è un po' il motivo per cui abbiamo scelto questa iniziativa. Parlavo oggi con il professor Pietro Enrico Di Prampero, che lui ha inventato la bicicletta spaziale, e gli ho chiesto oggi pomeriggio, gli ho detto: ma senti, come si calcola l'energia che viene dissipata da un uomo in movimento? E lui mi ha spiegato i vari valori. Mi ha detto anche una cosa, che il consumo di 1 litro di ossigeno, no, da parte di uno sportivo in attività produce 1 litro di CO2. Non diciamolo in giro, perché sennò salterà qualcuno fuori che dirà che i ciclisti inquinano e quelli che corrono inquinano. Scusate questa parentesi, e quindi do adesso la parola a Alberto Candolini. Buonasera a tutti, ringrazio Roberto e il Consorzio Castelli per avermi invitato qui questa serata, per questa iniziativa che ritengo sia davvero valida per quello che ha detto adesso l'architetto, in quanto mettere a vicino assieme la nostra esigenza di muoverci con quella di poi scoprire e conoscere, arricchirci dentro, è una cosa che noi come gruppo Scoprire Camminando facciamo da sempre. Per questo già molti anni fa abbiamo collaborato con il Consorzio Castelli per fare una serie di escursioni dedicate proprio alle escursioni naturalistiche nelle terre dei castelli, abbinate alle visite a quelli che sono i castelli dispersi nel territorio, cioè i castelli che non entrano all'interno del circuito dei castelli aperti. Quest'idea si è rivelata subito vincente. Erano anni dove iniziava a muoversi un certo turismo naturalistico dedicato alla conoscenza di luoghi anche attorno a casa. Quest'anno, come non mai, visto l'emergenza che abbiamo e che stiamo vivendo, c'è la riscoperta delle nostre terre. Per cui questa iniziativa non può che vedermi entusiasta, in quanto io sono appassionato di territorio, di natura, ma soprattutto anche di storia. E non c'è luogo più bello dove si sposano questi elementi
se non nella nostra zona, nella nostra piccola regione che contiene queste perle storiche archeologiche che sono i castelli antichi. Per cui noi adesso, se vi facciamo vedere una carrellata di immagini, vi presenterei quello che è stato fatto negli anni passati, perché la collaborazione con il consorzio è una collaborazione che è iniziata già, dicevo, nel 2004. Possiamo partire con il video, se è possibile. Con il video, sì. Questa collaborazione è partita assieme a Castelli Aperti, che prendeva le mosse proprio in quegli anni, e una parte del patrimonio castellano non era al tempo facilmente raggiungibile o comunque visitabile, perché collocato in zone montane e soprattutto ancora ridotto in ruderi che venivano lentamente diciamo recuperati con appunto un notevole sforzo da parte anche del consorzio e della regione, per cui abbiamo iniziato a visitare questi luoghi che in molti casi erano ai più sconosciuti. Ecco, vediamo qui iniziano queste immagini, sono le visite che facevamo. Qui siamo proprio al castello di Cuccagna, alle sue origini, cioè eravamo addirittura nel 2004, e poi ci spostavamo sulla Pedemontana. Qui siamo a Gronumbergo. La partecipazione si è rivelata subito esplosiva, devo dire il vero, perché ci trovavamo a gestire numeri importanti di escursionisti motivati, curiosi, come qui per esempio, che il castello di Flagonia, non era ancora, non c'era neanche la scalinata che c'è adesso per raggiungerlo, ed era ancora allo stato di ricostruzione. Questi castelli hanno la caratteristica di avere, oltre all'intorno, ormai sono avvolti da vegetazione, quindi da un ambiente naturale, anche offrono delle bellissime vedute, delle bellissimi scorci, perché erano posti in posizioni strategiche, per cui queste visite sono anche, ci arricchiscono molto per quanto riguarda gli aspetti, insomma, sul paesaggio, la lettura del paesaggio. Il paesaggio continuamente si trasforma attorno a queste opere, però le opere restano lì, questi luoghi restano lì testimoni del tempo, come se il tempo si fosse fermato al loro interno, ma non certo nel loro intorno. Per cui queste visite ci danno la possibilità di anche apprezzare. Qui siamo alla Motta, ad esempio, di Savorgnano, castello che era proprio in fase di scavo e di ispezione, e ci danno la possibilità di vedere i luoghi come vanno e si erano trasformati e si sono trasformati. Alcuni di questi castelli che abbiamo visitato, come questo qui, San Pietro di Ragogna, erano appena stati rinnovati e adesso penso facciano parte del circuito dei Castelli Aperti. In ogni caso erano in fase proprio di ristrutturazione, erano gli anni appunto dopo il 2000, e quindi c'era un forte impulso, anche sono un forte investimento per riuscire a riprendere e a riportare allo stato, diciamo, di messa in sicurezza di questi luoghi. Qui vediamo la Torre Moscarda, siamo su a Paluzza, perché noi abbiamo visitato anche i castelli di alta montagna, ci siamo spostati quindi dalla Pedemontana fino ai confini a nord della nostra regione, per poi scendere anche nelle terre basse. Qui per esempio adesso siamo nella zona di Sesto Arreghena, e oltre all'abbazia c'è lì vicino la torre di Sbroiavacca. Sono luoghi davvero affascinanti, inseriti in contesti unici, come in questo caso un relitto di bosco planiziale, che è veramente una chicca naturalistica, e come dico danno la possibilità di scoprire e curiosare cose molto particolari, di nicchia. Qui siamo alla grotta di Antro col castello di Biacis. Alcuni sono veramente dei pezzi di
architettonici bellissimi e il loro stato di rudere recuperato da un fascino incredibile. Qui siamo al Castello di Topo, che era stato appena messo a posto. Come vi dicevo, i panorami che si aprono dall'intorno dei castelli sono davvero esclusivi, veramente danno una visione di quello che era la visione dei secoli e secoli. E qui siamo a Cernieu, anche qui vedete i teli erano appena in fase di recupero oppure di ricerca. Qui anche la pioggia ci prendeva ogni tanto, siamo alla Torre Piccota a Tolmezzo, però la manifestazione è proseguita con ogni condizione climatica, perché c'era interesse e curiosità e anche un certo spirito di avventura. Qui siamo al Castello di Maniago, che ci dà la possibilità ad esempio di vedere degli ambienti geologici unici, perché è il passaggio tra due ere. Poi visitavamo anche borghi fortificati o borghi antichi come il Legio, il Bligo, che è appunto famosa per essere una roccaforte, come ci riporta Paolo Diacono. E qui abbiamo scoperto proprio le torri attorno a questa, che ormai è un paesino, ma a un tempo era così importante, le torri di difesa di questo che era un centro che riusciva a essere autosufficiente grazie all'acqua al suo interno. E di abbazia in abbazia, anche le abbazie erano luoghi importanti, abbiamo visto l'abbazia di Moggio. Qui siamo invece nella zona di Cormons, siamo alla bellissima Rocca, sede anche patriarcale estiva, e che ci dà la possibilità poi di fare anche un lavoro non solo sulla storia e la natura, ma anche sugli aspetti, ad esempio, diciamo delle coltivazioni vinicole. Poi è molto importante gli aspetti botanici che leghiamo ai castelli, perché anche addirittura noi quando andiamo a vedere questi castelli c'è anche una flora particolare che vive attorno alle rovine, è una flora che è tipica, ci sono delle piantine, qui siamo una bellissima intanto distesa di crocus, siamo nel più bello e più selvaggio tempo dei castelli friulani, che era quello di Sacquidice o Sacquidis, adesso non so come, siamo ad Andrazza, era un po' una specola nascosta dove si faceva il contrabbando, la zecca, si coniava moneta, insomma era un luogo davvero affascinante. E dicevo, la botanica, le piante che vivono sui castelli, ci sono delle piante uniche che vivono solamente sulle mura dei castelli, non le troviamo in nessun altro posto, come la Cimballaria muralis ad esempio. Quindi qui eravamo ad esempio a Pizzano appena in fase di recupero. Poi le storie affascinanti, le due torri, Pinzano come di tolkieniana memoria, come tra Pinzano e Ragogna, nel mezzo il tagliamento, la via dei Zatterai, e tutta questa discesa di legname dalla Carnia, c'è tutta una storia, si intreccia poi attorno a queste visite che le rendono veramente ricche sotto tantissimi aspetti. Qui siamo alla Casaforte della Sdricca, e anche qui bello l'aspetto del paesaggio dei vigneti che si alterna con questo bellissimo sentiero che è stato tra poco ristrutturato, che è il sentiero L'Anello della Sdricca. E quindi era un andare di domenica in domenica attorno a questi luoghi e incontrare degli esperti che ci spiegassero un attimino come è avvenuto il restauro, oppure gli aspetti archeologici in seguito agli scavi attorno a questi luoghi. Quindi erano delle domeniche nella natura e nella storia che hanno avuto un grandissimo successo, anche perché hanno permesso a un pubblico molto vasto, fatto da famiglie, di scoprire angoletti del nostro Friuli che erano, devo dire, ai più sconosciuti. Qui siamo in Villino, oltre alla vecchia pieve, il vecchio castello, le vecchie fortificazioni e le fortificazioni più recenti. Qui siamo a visitare le fortificazioni del Vallo Vittorio, quindi c'era anche questo aspetto che legavamo, no? Come si evolve l'aspetto della difesa di un territorio. Devo dire che la manifestazione ha riscosso con i suoi, abbiamo fatto 3 anni, dal 2004 al 2007 con circa 8 escursioni all'anno, e abbiamo avuto oltre 2000
presenze, diciamo, in queste uscite, e quindi devo dire che sono state delle uscite poi che hanno avuto un successo e hanno dato il via poi a tutta una serie di hanno messo in moto, o comunque hanno concorso a mettere in moto, quel turismo naturalistico che poi è andato affermandosi, che adesso è decisamente in questi ultimi mesi esploso, perché veramente le escursioni naturalistiche guidate stanno avendo un successo notevole. Per cui devo dire che ho colto con piacere la possibilità di essere qui questa sera e lanciare anche per la stagione a venire, soprattutto per il periodo autunnale, la riproposizione di questa tipologia di evento, che è un evento quindi che ha da un lato come fulcro, come diciamo focus un sito castellano, ma che lo attorna, lo riveste di tutta una serie di interessi che noi, con le varie competenze in campo geologiche, naturalistiche, botaniche, archeologiche, storiche, andiamo poi a completare. Ecco, quindi questo è quello che noi facciamo e speriamo che anche queste edizioni che andremo a proporre per l'autunno e la primavera prossima riscuotano un certo interesse. Se posso fare già qualche anticipazione in merito, stiamo pensando di vivere il castello fuori mano. Mi piace questa cosa qua, questa edizione del castello fuori mano, perché è un po' un qualcosa che bisogna andarsi a conquistare, no? E quindi andarsi a cercare, quindi non è così un castello in pantofole, è un castello in scarponi, che è sempre una bella calzatura. E allora abbiamo pensato di vivere questi luoghi anche in ore del giorno particolari, nell'emozione di una serata, di un tramonto, ma anche nella notte. Sono luoghi ideali perché un po' discosti dal disturbo dell'inquinamento luminoso, quindi sono ideali per vedere le stelle, sono ideali per fare l'ascolto degli animali notturni. Sono quindi luoghi molto suggestivi a certe luci, le luci dell'alba, per cui faremo delle proposte anche un po', come dire, estreme dal punto di vista temporale, quindi non proprio così scontate. Questo è quello che abbiamo in mente per viverli anche in un'atmosfera diversa. Io chiudo con questo piacevole aneddoto che mi è accaduto col gruppo in cammino l'altro autunno. Ero nei boschi sopra Cucagna e ho visto dalla torre del castello, come fosse un'immagine d'altri tempi, apparire un uomo con un mantello, e al che ci siamo avvicinati un po' così, ed è apparsa una persona che era lì in costume d'epoca, che stavano facendo delle esperienze così legate alla vita d'altri tempi, e ci hanno veramente dato un'emozione enorme, perché abbiamo potuto vivere il castello proprio nella sua natura, nella sua essenza, e quindi queste cose qui sono delle cose bellissime veramente da provare, da far provare alla gente. È un qualcosa, diciamo, non mi piace la parola definire di nicchia una cosa, però diciamo è una cosa che va gustata con anche un po' di conoscenza alle spalle, e quindi è una perla di storia che si può vivere nel nostro territorio, e questo è quello che cercheremo di fare. Ecco, quindi io chiuderei qui, se ci sono poi degli interventi eventualmente. C'è qualcuno con il microfono acceso? Sì, probabilmente. Lo spiego ogni volta. Certo. Va bene.